Al via oggi Aperitivo in Terrazza, un'iniziativa organizzata da Aerolingue, un incontro con tanti autori siciliani. Sì, cominciamo questa sera con Enzo Di Pasquale, che abbiamo il piacere appunto di avere qui con noi. È un autore di Castellammare del Golfo, con cui già ci siamo incontrati in altre occasioni simili, perché abbiamo anche scritto un romanzo insieme, appunto il libro Le Vergini Imprudenti, per cui abbiamo il piacere di rinnovare un po' questo sodalizio in occasione della presentazione del suo libro come Puntiglio a Gezi Park, e quindi questa sera ci intratterremo con lui e anche con Dino Buzzati, che è l'autore di riferimento che Enzo ha citato, quindi sarà anche l'occasione per rinfrescare un po', insomma, i classici della nostra letteratura. Enzo Di Pasquale, come valuta questa iniziativa? Lei presenterà un libro dal titolo un po' sicuramente strano, ce lo vuole spiegare? Sì, intanto ringrazio Aerolingue e in particolar modo Adriana, con la quale ci siamo incontrati nella scrittura all'interno di un romanzo, cose bellissime che capitano quando uno ama scrivere. Il romanzo è ambientato sostanzialmente tra Palermo e Istanbul. Si tratta di una storia parallela tra due donne, però che non si incontreranno mai. Sullo sfondo viene tracciata una Palermo degli anni, diciamo, quando c'è stata la protesta dei precari, e invece a Istanbul appunto, fa da sfondo il Gezi Park, che è un parco naturale nella città di Istanbul, che doveva essere in qualche modo preservato, perché c'è stato un movimento di protesta molto forte e poi che ha assunto connotati mondiali, e però insomma non ci sono riusciti tanto, e quindi si raccontano queste vicende. A ritroso poi su Istanbul si va nel terribile terremoto che c'è stato negli anni 90, mentre a Palermo si parla degli anni 60, in particolar modo del giornalismo, di come si viveva in quel tempo l'attività giornalistica, e c'è qualche riferimento anche alla mafia. Alberto, tu farai un po' da spalla a questa iniziativa, anche tu presenterai il tuo libro. Sì, il mio libro lo presenterò a settembre. Sì, io sono molto contento di presentare il libro di Enzo Di Pasquale, un libro che ho letto con grande piacere e che consiglio a tutti quanti di leggere. Non aggiungo altro, perché ha detto già tutto Enzo e anche Adriana, per cui non resta che goderci la serata in maniera molto, come dire, in maniera piacevole, cercando di scoprire, di riscoprire il gusto soprattutto della lettura, che è davvero un piacere straordinario. Ricordiamo che questo è il primo appuntamento di una lunga serie che terminerà il 28 settembre. Sì, è il primo, appunto, partiamo oggi 13 luglio, poi continueremo fino al 3 agosto, dopo ci sarà una breve interruzione, riprenderemo il 24 agosto con Davide Camarrone, giornalista del TG3, e poi finiremo insomma, scusate, a fine settembre, però contiamo di continuare anche durante l'autunno. Questa è una novità forse per voi, però ve lo comunico, insomma, è mia intenzione portare avanti questi incontri anche durante l'inverno, magari non con questa frequenza, però continuare, insomma, su questo percorso. Del resto ho avuto il supporto appunto, dei miei amici scrittori, e quindi insomma mi piace portare avanti questa iniziativa.